C'è una storia nella storia di questo cippo e della sua inaugurazione ed è fatta dalla gente che l'ha pensato, voluto, progettato e realizzato. Eccoli qui tutti i protagonisti oltre che della cerimonia di questo gesto dedicato al passato, che qui dove Trevignano, Vedelago e Strana si toccano è stato il campovolo degli avieri del Grappa. La storia è raccontata in questa mostra fotografica allestita nell'AIA, messa a disposizione dalla famiglia confinante con quella che ha donato il pezzetto di terra diventato monumento. Siamo onorati di ricordare che nel 1917 è successo questa battaglia. Qui si parla della prima battaglia aerea della storia, combattuta su questi cieli il 26 dicembre 1917, e si ricorda l'aeroporto di guerra in parte devastato durante quell'incursione. Di quegli hangar, officine, casermette e soprattutto piste di decollo sono rimasti solo due segni: la vasca dell'acqua per spegnere gli incendi, oggi interrata dalla via dei tre comuni, e questo pezzo di cemento, allora basamento dei pennoni per le regie bandiere italiane ed inglesi e ora parte del cippo commemorativo. Che senso ha mettere un cippo, ricordare qualcosa, cioè valorizzare questo pezzo di cemento? Il senso è quello di lasciare una memoria viva, che è una memoria non soltanto per dire mi devo ricordare, ma perché devo trarre insegnamento da quello che è stata la nostra storia locale. Non dimenticare è una delle prime attività che dobbiamo fare, perché bisogna ricordare quello che è successo per poter poi guardare al futuro e garantire la pace. Ma quello che colpisce è il senso della comunità che ha caratterizzato tutta la cerimonia, gente che non dimentica i propri vecchi, le proprie radici, fino a scambiare nell'emozione il Piave con l'inno nazionale. Inno d'Italia, atti di... Ed in fondo è questa la lezione che ci portiamo a casa oggi, la convinzione che il senso di comunità dei Veneti, almeno qui tra i campi dei tre comuni, non è svanito tra le pieghe della modernità. Perché manca tanto la cultura nel nostro paese, manca proprio. Sembra che ci sia solo soia, granea e baion.